Assolo Danzan, prego. Ma io credo che il centenario della Grande Guerra meriti tutta la nostra attenzione. Si tratta in questo caso di investimenti strutturali di una grandissima importanza, che hanno una ricaduta di tipo morale e anche di sviluppo per la nostra terra. Se noi pensiamo che oggi un intervento su un sacrario militare quale quello di Asiago, dove piove dentro, dove cadono i calcinacci, dove cadono le lapidi, oppure il sacrario militare del Monte Grappa, dove c'è una galleria, la Galleria Vittorio Emanuele, che ha avuto per le piogge in questi troppi anni la caduta, il crollo all'interno, e che potrebbe essere invece un elemento anche di sviluppo di un turismo di qualità, di un turismo storico, di un turismo importante. Per non arrivare a quello di Nervesa della Battaglia, dove le intemperie, l'acqua stanno facendo galleggiare i morti all'interno. Oppure il sacrario, il tempio ossario di Bassano del Grappa, dove perché manca una cifra per il rifacimento del tetto e all'interno sono a riposare i caduti della prima e in parte della seconda guerra mondiale, non si può agire, non si può entrare. Ma qual è il popolo che non ha rispetto delle proprie tombe? Io penso che quando guardiamo le tombe di casa nostra o quando andiamo a trovare i nostri morti, facciamo di tutto perché queste siano rispettate e rispettose della storia che c'è stata. E io credo che questa oggi debba essere una presa di consapevolezza dell'intero Consiglio regionale, perché chi come me porrà l'accento sul valore spirituale e morale di questa storia, qualcun altro cercherà di prenderla come occasione di sviluppo anche economico e sociale per il nostro territorio. Io credo che siano legittime entrambe. E se si dovrà rinunciare a qualche cosa, io credo che questo serva proprio per darci una prospettiva di popolo, perché la Grande Guerra si è combattuta sul nostro territorio. Ciascuno potrà mettere l'accento della piccola, della grande patria che vorrà, per me è la grande patria soprattutto, ma patria è sempre terra dei padri. Qualcuno preferirà vedere i cognomi veneti o friulani, io ci vedrò anche quelli napoletani e pugliesi e sardi. E credo che l'occasione di andare nei prossimi anni a ricordare questa storia nelle scuole, a ricordare questa storia nei comuni, a creare quel movimento che ci sarà, che sarà internazionale e sarà nazionale e sarà, spero, anche del non vedere più che nelle nostre scuole, quando io personalmente vado a trovare qualche giovane e chiedo se hanno visitato il sacrario del Pasubio, le mani non si alzano, e quando invece chiedo se sono andati a visitare un centro commerciale, magari tra quelli noti del nostro territorio veneto, le mani sono molte. Allora io credo che non si debba oggi rinunciare a questo obiettivo, perché sarà la storia d'Italia che si è creata e conclusa qui. Sarà l'Italia di Vittorio Veneto, perché è l'Italia del Piave, perché è l'Italia del Grappa, perché è l'Italia del Pasubio. E guardate che oggi sono molti anche i privati che con proprie risorse intervengono. La Fondazione 3 Novembre, che insiste sul sacrario del Pasubio, sta raccogliendo risorse tra i privati, perché c'è il nipote magari che ha disponibilità economiche e che quando si reca in quello che è un cimitero di famiglia, anche della sua famiglia, oltre che essere un cimitero di tutti gli italiani, decide che interviene lui con risorse proprie. E sappiate anche che la provincia autonoma di Trento ha investito molto più sul sacrario del Pasubio di quanto abbia fatto la regione del Veneto in tutti questi anni. Allora io credo che questa sia un'occasione per la nostra regione di guardare non solo all'immediato, ma di darsi un futuro e di darsi una prospettiva, che è una prospettiva innanzitutto morale e di identità. Non è un dettaglio, sapete, e non può esserci un dibattito al
alla riduzione su questo, perché quelle opere monumentali sono il simbolo della storia di tutti noi ed è il simbolo della storia non solo dell'Italia ma anche della nostra storia. Perché se è su questo territorio che insistono, è a noi il primo compito di preservarli e mantenerli, altrimenti non avremo titolo di dire che abbiamo un futuro, perché non ci ricordiamo del nostro passato.